Eccoci, nuova puntata della nostra storia, come sempre due gli ospiti per questo appuntamento. Parleremo di politica, parleremo anche di, come dire, amministrazione civica, poi parleremo invece di sicurezza vista proprio di prossimità ai cittadini con i vigili urbani. Vigili urbani ieri e oggi, come sempre tutti i temi guardando al passato con i nostri servizi, le nostre immagini, le immagini dell'archivio per capire da dove veniamo, capire anche cosa stiamo vivendo e progettare insieme il futuro con queste esperienze. Allora noi partiamo con un servizio dedicato all'ULSS di Treviso e delle polemiche politiche. Ne parleremo con il nostro primo ospite, naturalmente tutto questo dopo la sigla. La Democrazia Cristiana si esprime duramente circa la dichiarazione dell'ex vicepresidente dell'ULSS numero 10, il senatore socialista Siro Zanella, che nell'atto di dimettersi dalla sua carica per incompatibilità con il suo mandato di parlamentare aveva lanciato violente accuse allo scudo crociato sulla gestione dell'unità sanitaria locale ed in particolare del presidio ospedaliero. Le dichiarazioni che sono state fatte da Zanella sono alquanto pesanti e tali da ingenerare discredito sulle strutture sanitarie pubbliche del nostro di Treviso, che invece sono di primo ordine e altamente qualificate, tanto che anche un rappresentante di un'altra forza politica le ha dichiarate, o anzi più rappresentanti di forze politiche le hanno dichiarate e le hanno riconosciute a livello europeo. Comparenti a rispondere alle accuse dei socialisti anche il segretario democristiano provinciale Piero Facin e l'onorevole Lino Armellin, presidente dell'assemblea dell'ULSS. Questi era presente in quanto ha gestito in prima persona le trattative per giungere all'assetto dell'unità sanitaria. Mai dal Partito Socialista, ha detto Armellin, mi sono state presentate in quel momento denunce in merito a disfunzioni. In quell'occasione la DC ha presentato un programma che ai socialisti è andato bene. In pratica ora dovrà fare chiarezza la conferenza dei capigruppo sulle affermazioni di Zanella. Non abbiamo nessun dovere di salvare nessuno, dicono i democristiani, e partono al contrattacco. Se l'obiettivo reale socialista è quello di metterci in minoranza, dicono, noi non ci stiamo. L'attesa è dunque per la chiarezza. Che poi vi siano realmente cose da migliorare all'interno dell'ULSS e dell'ospedale, afferma la DC, questo è un altro discorso. Il segretario provinciale nel 1987 e il segretario provinciale della DC di quel tempo nel 2023. Piero Facin, benvenuto. Allora, cosa si prova a vedersi quasi 40 anni fa? Mi ricordo adesso di quell'episodio, sì o no? Mi ricordo, c'era all'interno della DC delle proposte per fare presidente, siamo andati un po' per le lunghe, ma poi la soluzione venne con Marta. Ma giusto per capire, noi l'abbiamo convocato in questa prima parte, il titolo lo dice chiaramente, dirigere la DC trevigiana negli anni 80 perché lei è stato segretario provinciale, allora vorremmo capire come si governava la Ballina Bianca. Allora, possiamo dire, una cosa è gestire con una persona, una cosa è gestire diverse anime che c'erano all'interno del partito. Questa è sana democrazia. Sì o no? Quando invece le correnti diventano strutture chiuse e non c'è più dialogo, allora diciamo che è deleterio per proseguire, per avere un giudizio positivo da parte degli elettori. Quindi quando non si dialoga più, insomma, in poche parole. E avete cominciato a non dialogare più in quel tempo? Noi i dialoghi sono sempre continuati, ci mancherebbe altro. La DC insomma aveva dei problemi già quando lei era segretario provinciale? Non era quel monolite che per molti anni da De Gasperi non è mai stato un monolite la Democrazia Cristiana. Però voi vi riunivate, chiudevate le porte, facevate una baruffa da cortei, come si dice in trevigiano, e poi quando uscivate comunque avevate la linea da seguire. Questo è vero. Difatti io mi domando, guardi, supponiamo che a formare il partito nel 43-45 con De Gasperi, che era una cosa diversa dal Partito di Sturzo, Partito Popolare di Don Sturzo. C'erano i tennisti
dico tennisti per dire i giocatori di calcio, il presidente di qualche società, cioè sono delle anime che concorrono a determinare il consenso che la DC prendeva. Quindi erano dei riferimenti diciamo, delle comunità, della popolazione, del popolo. Esattamente. Difatti io considero una cosa fondamentale, una cosa è essere popolari, una cosa è essere marxisti e rappresentanti della sinistra operaia. Il popolo è un'altra cosa, contiene o vi aderisce o c'è il Agnelli, ci sono io che sono un insegnante, ci sono gli operai, ci sono le casalinghe, è qualcosa di notevolmente diverso quella che è nata come democrazia cristiana. Il dialogo all'interno era continuo, frequente e alla fine tutti si usciva con la direttiva, con quello che diciamo così, gli organi statutari decidevano e si andava alle elezioni compatte. Questo era il grande vantaggio della democrazia cristiana, non essere rappresentante di una parte, ma essere rappresentante del popolo che ha interessi, aspirazioni, attese diversissime, ma questo riusciva a farlo la democrazia cristiana, soprattutto nel Veneto, dove c'era come possiamo dire, un fondo soprattutto non solo di valori civili e sociali o del mondo economico, ma c'erano anche valori di ordine religioso per cui comprendavamo, diciamo così, tutto l'arco della rappresentanza possibile immaginabile in Italia. Allora adesso noi torniamo subito con immagini, abbiamo visto quelle del servizio con lei segretario provinciale, invece adesso le faccio vedere delle immagini che commenteremo insieme dell'assemblea dei Fanfaniani della DC nel 1982 a Treviso. L'inserto è il numero 2 per il nostro Alessandro Granziera con Francesca Pezzo, come sempre in regia, valida regia per questo programma, se non ci fossero loro non andremo veramente in onda. E qui abbiamo Corder. Cosa mi racconta? Allora, avere tanti Cortez sarebbe stato un grossissimo successo, un grossissimo vantaggio. Erano persone che erano nate, diciamo così, portando avanti i valori dell'esperienza religioso-cattolica che avevano vissuto all'inizio della loro esperienza politica, sapevano comandare, sapevano indicare la strada, sapevano anche difendere, diciamo così, i valori. Ricordo un intervento di Cordera a un comizio quando ci fu la vicenda dell'azienda Chiari e Forti, oppure l'intervento di Corder al Consiglio nazionale per difendere Fanfani ai tempi o dopo la sconfitta del divorzio, che secondo me era una cosa che si doveva fare per salvare, diciamo, un principio, un valore che era radicato. Dopo si può discutere di tutto il resto. La famiglia diventa l'elemento fondante della società, per cui, diciamo così, un segno di credere e di avere fiducia in quello che era stato deciso ci doveva essere. Quindi rivedere immagini di Corder, rivedere immagini di questo momento, rivedere i suoi, diciamo così, chi ha fatto un percorso con lei in questo partito, cosa le fa pensare oggi alla politica odierna, rispetto alla politica odierna? Ma guardi, si partiva dalla gavetta e si andava su. Chi aveva numeri, capacità, pazienza, voglia di affrontare le problematiche, riusciva a salire. Ecco, allora, visto che stiamo parlando della democrazia cristiana, adesso volevo portarla a pensare ai giovani, perché l'altro elemento di questi partiti è che, appunto, facendo, come dire, una sorta di gavetta e quindi andando poi a selezione per gli elementi migliori, aveva comunque, come sempre, come ovunque, un bel vivaio. E allora la porto a vedere un servizio del 1991 e riguarda i giovani dei democristiani di quel tempo con Gianna Galzignato, non so se ricorda. E qui i giovani puntano, diciamo così, l'obiettivo sull'immigrazione che stava già arrivando in quel tempo. Siamo nel 91, siamo ai primi esempi di immigrazione, tema più che mai attuale. Allora, il contributo è lo 01 Alessandro, ci vediamo questo servizio e poi lo commentiamo con il nostro Piero Faccini.
Il movimento giovanile provinciale della Democrazia Cristiana ha organizzato oggi un convegno dal titolo Immigrazione extracomunitaria, cause, aspetti problematici e prospettive di un fenomeno. L'incontro a Montebelluna aveva come obiettivo non tanto le proposte concrete per soluzioni mirate, quanto un'attenta analisi del fenomeno, in tutti i suoi aspetti, cause, conseguenze, contorni. Una fotografia globale, insomma, soprattutto per individuare e disegnare la strategia della Democrazia Cristiana nei confronti del problema. E da questo punto sono emerse infatti alcune velate autocritiche. Le amministrazioni comunali, molte delle quali rette dalla DC, reagiscono infatti, si è detto, in modi diversi di fronte al fenomeno. Alcune sono intervenute nei limiti delle loro possibilità, altre si sono comportate come se il problema non esistesse, generando situazioni a volte vergognose, come il caso ad esempio di Castelfranco e dell'ex Cardassi. La DC, insomma, si è detto in apertura, tenta a trovare a livello provinciale una politica omogenea. Fondamentale quindi il dibattito e le relazioni di persone che reggono anche ruoli istituzionali ed hanno portato la loro esperienza. Si è parlato appunto del problema in termini globali, integrazione, emarginazione, conseguenze delle diversità culturali, religiose e filosofiche, problemi occupazionali e abitativi, via via fino ai drammi che scaturiscono dall'emarginazione, quindi povertà, piccola e grande criminalità. Beh, è un servizio che potrebbe andare benissimo anche oggi, non è cambiato nulla. Continuiamo a interrogarci sulle stesse cose. Io credo proprio di sì. I primi in anagrafe nel comune di Cairano, i primi 14, sono stati iscritti verso l'89 e quindi era un problema che già cominciava ad essere avvertito. Ma la Democrazia Cristiana, ad esempio su temi come questi, il lavoro, l'immigrazione, i famosi autunno caldi, come reagiva politicamente parlando? Come reagivate voi che poi avevate le leve del potere? Il problema dell'immigrazione è un problema che si risolve così, d'amblè. Se è durato fino adesso e continua ad esserci e ci sarà ancora per molto tempo, sì o no, vuol dire che il problema o è risolto dalla gente, dal popolo che accetta questo fenomeno storico eccezionale, non c'è una bacchetta magica per risolverlo. Però insomma bisognerà pur buttare delle basi, cioè a quel tempo già si cominciava a discutere. Allora, accoglienza sì, ma governata. Su questo c'è qualcuno che è riuscito a fare con difficoltà, dare soluzioni a questo problema, altri che invece pigliavano la strada opposta, via tutti, sì o no, perché sono delinquenti, tra virgolette, coloro che vengono e bussano alle porte dell'Italia, e quindi sono due modi di pensare, di vedere la società, lo sviluppo della società italiana, sì o no, con problemi talmente nuovi che, diciamo così, non permettevano una unione, una soluzione unitaria. Ecco, allora volevo arrivare alle anime della DC, perché a questo punto, che siamo più o meno a metà della nostra prima parte del percorso, volevo capire questo. Della Democrazia Cristiana adesso quali sono le tracce che rimangono nell'arco costituzionale? Ad esempio, Partito Democratico c'è la parte della Margherita, innegabilmente quella della sinistra DC. Ma ad esempio Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, ha tracce della Democrazia Cristiana oppure si è dissolta e non si riconosce in nessun'altra parte? Quella DC, la sua DC, cioè i Fanfaniani, Dorotei, Morotei, tanto per intenderci, Forze Nuove, mi viene in mente, insomma, tutte quelle correnti. Allora, cerchiamo di vedere, ma cos'è la sinistra? Cos'è la destra? Ci domanderebbe Gaber. Esatto, stavo per dire la stessa cosa. Cos'è la destra, cos'è la sinistra? Allora, di intendere la società. Dobbiamo dire, con Don Sturzo il Partito Popolare era uno dei tanti e si andava alle elezioni con il suffragio universale maschile che era stato introdotto, chi pigliava voti proporzionalmente aveva responsabilità di governo. Era talmente difficile fare il governo, sino che la soluzione democrazia cristiana, o meglio Partito Popolare e Partito Socialista, non trovò una soluzione, sì o no? E si arrivò successivamente a quella soluzione sbagliatissima, storicamente sbagliatissima, che è quella del buon Mussolini. Del fascismo. La Democrazia Cristiana nasce
e cominciò ad essere capita dall'elettorato, perché aveva un altro obiettivo: bisognava radicare la democrazia all'interno del nostro sistema, dove democrazia per molti era, o meglio, la democrazia era qualcosa di strano, di abituati con il pensiero unico, essere monodiretti dal gerarca di turno. Qui parliamo già subito del dopoguerra, mentre prima parliamo del Partito Popolare, quindi pre-Seconda Guerra Mondiale, qui invece stiamo già parlando del post-guerra mondiale, quindi la DC di De Gasperi. La DC di De Gasperi. E su cui la DC è finita, non perché, o non solo perché ci sono stati i giudici a Milano, è finita perché il risultato della scelta democratica e del radicamento della democrazia in Italia, nella cultura italiana, pur essendoci gli estremismi, ha avuto piede e ha avuto successo. Quindi la sua tesi è che la DC è finita semplicemente perché ha finito il suo ruolo? Il suo ruolo storico. Si è dissolta sempliamente perché ha finito il suo compito? Non si è disciolta perché... No, proprio si è, come dire, si è sciolta in 1000 rivoli che sono confluiti in altri partiti. Allora adesso ci fermiamo un attimo di pubblicità e poi riprendiamo, comunque mantenendo questo tema, mantenendo il tema della politica, della democrazia cristiana, sempre con Piero Faccin. Si potrebbero definire improntate al sollievo le reazioni di DC, PSI e PLI, i tre superstiti del pentapartito che reggeva il comune di Treviso, all'indomani del dibattito politico dipanatosi per oltre 4 ore ieri a Palazzo 300. PRI e PSD, sia pure con diverse sfumature, hanno sparato a zero, confermando il loro disimpegno dalla maggioranza, ma soprattutto i socialdemocratici hanno lanciato accuse più marcate allo stile di far politica di DC e PSI, paralizzati e paralizzanti nelle loro beghe interne, assolvendo sindaco e giunta, definibili come le prime vittime del disagio dei loro partiti. Stanti le dichiarazioni dei loro ex alleati e vista la prossima conclusione dei congressi di DC e PSI, democristiani e socialisti sembrano intenzionati, così come il liberale Bettero, a considerare questo tripartito una fase di passaggio verso una nuova alleanza a 5 preceduta da indispensabili chiarimenti. Così si è espresso il capogruppo DC Vittorino Pavan, che ha valutato gli attacchi di PRI e PSD come la sacrosanta pressione di alleati che vogliono risolvere i problemi. Sulla stessa linea anche il vice sindaco Tullio Guadagnin, che aggiunge di considerare il tripartito una soluzione temporanea, valida esclusivamente per evitare la paralisi amministrativa che sarebbe seguita all'apertura di una crisi vera e propria. Tutto risolto a tarallucci e vino, nemmeno per sogno. Repubblicani e socialdemocratici hanno vestito i panni degli esaminatori severi e dai loro alleati pretendono ben altro che dichiarazioni di intenti. L'unità dei gruppi dei due maggiori partiti, ad esempio, per ora rimane chimera e non è certo matematico che possa sortire dal dopo congressi. E il problema non è solo questo. Il rebus metterebbe a dura prova anche il sistema nervoso di ferratissimi enigmisti. Per la soluzione bisogna andare a vedere in una pagina ancora da scrivere. La pagina poi in realtà è stata scritta perché si arrivò alla crisi, questo è un servizio del 10 marzo dell'87, si parla della crisi del comune di Treviso, quella crisi che il segretario provinciale Piero Faccin affrontò, come ci ha raccontato prima della pausa pubblicitaria. Cosa voleva dire fare il segretario provinciale e dover gestire queste cose, cioè le crisi di comuni, di istituzioni, di amministrazioni? Allora, quella di Treviso era un fatto a sé. 5 che non rispettano le leggi o i comportamenti, le regole che uno si assume quando diventa consigliere comunale, naturalmente metteva in le condizioni il partito di non poter salvare la situazione, assolutamente no. Allora ci furono le elezioni, successivamente io mossi tutto quello che potevo muovere da Danison in poi per arrivare a Tullio Guadagnin, che era segretario provinciale, che era vice sindaco. Con pazienza, sì o no,
ci fu un incontro tra rappresentanti della Democrazia Cristiana, Bernini, Pavan, il sottoscritto segretario, e dall'altra parte Guadagnin e Sacconi. La quadra si trovò. E lì Allora io ritengo che in una situazione in cui navigavano i partiti a quel tempo, il rapporto personale, la stima vicendevole che legittimava, diciamo così, a fare i discorsi e portare avanti soluzioni, era quella che permetteva di far sì che le istituzioni non navigassero a vuoto o senza nessun risultato, come era successo con l'abbandono dei 5. Ecco, O come succedeva all'interno del Partito Socialista, ne parlo con profondo rispetto, tra una parte che era Zanelliani e Sacconiani, per usare termini, diciamo così, per capirci. Era difficile trovare una soluzione di CPSI, non dico solo per Treviso, dicevano per tutte le problematiche. In provincia c'era un gruppo, in comune ce n'era un altro. Era come la DC. Quando si gestisce devi gestire il partito con gruppi che non parlano, che non dialogano, è la crisi, diciamo così, del rispetto delle istituzioni, della democrazia, che deve essere continuamente salvata, che deve essere rigenerata e via discorrendo. Se non si salvano i modi per interloquire, per intervenire, nella mia esperienza di sindaco di Cairano, riuscì a trovare vie di dialogo con il Partito Comunista, non riuscì mai a, diciamo così, ad avere rapporti proficui con i socialisti. Andavamo molto d'accordo con il Partito Repubblicano, cioè avevi dei rapporti personali di rispetto, non solo di tolleranza, ma di dialogo per trovare soluzioni. Non so se sono riuscito ad avere. Se oggi invece si va persona per persona, ci sono due modi per fare politica: quello di risolvere i problemi in maniera orizzontale o quello per salire in alto. Quindi il tema della politica è mantenere l'umiltà? L'umiltà, siamo a servizio, non determiniamo, non facciamo dei posti da dividere. L'obiettivo del nostro far politica. Non si trovano i rapporti. Si sono caduti i valori tradizionali di questo Benedetto Veneto, Benedetto nel senso positivo del termine, valori che vanno dalla religione alla politica, ai rapporti delle persone, alla famiglia, sì o no? Per riprendere questo tipo di... non servono queste candidature o queste soluzioni, se mi permetti, soltanto personali. Serve invece guardare, diciamo, la comunità, allora? Serve il popolo di cui parlavamo prima. Allora adesso abbiamo giustamente in regia il nostro Alessandro e Francesca hanno già cambiato il titolo, il sottopancia del nostro Piero Facin, perché l'abbiamo già titolato come sindaco di Cairano dal 75 al 1990, adesso cambiamo anche il titolo, un sindaco per la Sanremo. Perché? Perché l'esempio suo è stato un esempio importante. Dice, Cairano San Marco durante, diciamo così, il suo incarico da sindaco quanti abitanti faceva circa? Faceva 6.000 abitanti, scarsi. E quando la Sanremo era il massimo? Adesso ne ha 8.000. Ecco, quindi ogni mattina lì arrivava una seconda Cairano San Marco? Secondo gli studi della CISL, con i quali mi confrontavo spesso e volentieri. Un attimo solo, Alessandro, ci fai vedere un po' di Cairano generiche, l'insetto il C13, così entriamo un po' nell'atmosfera. Quelle che vi facciamo vedere sono le immagini di Cairano San Marco dalle nostre teche nel 1981, quindi una città, anzi un paese per certi versi forse un po' diverso rispetto adesso. Però torniamo a noi, perché appunto il titolo è un sindaco per la Sanremo. Cosa voleva dire? E cos'è voluto dire governare un paese come questo quando ogni mattina dalle 8 alle 5, immagino, del pomeriggio di fatto raddoppiava? Allora, c'è un'esperienza, io la ricordo molto spesso quando ho occasione.
il sottoscritto, il sindaco Frasson di Resana, il sindaco di Segusino di Coppe. Battistuzzi a Codogné non hanno mai avuto il tempo di perdersi nel 68, sono stati catapultati in una società in effervescenza, hanno dovuto in base ai valori, in base a quello che giorno per giorno maturava all'interno della tua comunità, trovare delle soluzioni. Avevi degli appoggi molto importanti perché in provincia potevi andare, a Roma potevi andare attraverso i nostri rappresentanti. Questa era l'esperienza, secondo me, che andava valutata. Oggi questo mi pare che ci sia molto meno. C'è un distacco, diciamo, tra i centri decisionali dei territori e il centro decisionale di Roma, allora? Oppure... I tuoi problemi che potevano essere risolti a livello locale attraverso i tuoi rappresentanti eletti in provincia o in regione o a Roma venivano aiutati alla soluzione. Adesso? Adesso non lo so più. Ah, bene. Allora, guardando intanto queste immagini di Caerano del 1981, che paese era? Allora, l'attività, diciamo così, delle fabbriche era sempre stata un vanto del comune, della comunità meglio di Caerano. Non dobbiamo dimenticare che per Caerano passa il canale Brentella, una opera straordinaria che fece attorno al 1430 la Repubblica Veneta e permise lungo la strada che nascessero mulini, opifici, segherie e cose di questo genere. Quindi lo spirito imprenditoriale c'è. C'è stata poi l'esperienza di Don Tambosso, si diceva che fosse figlio naturale del re. Ah! Sì. Almeno non ci sono carte per avvalare questa tesi. Ma tutti era il parroco di Caerano San Marco. Di Caerano San Marco. I Viganò, per esempio, le industrie tessili, gli agganci con il milanese, furono iniziati da Don Tambosso e continuati successivamente da un grande parroco che fu Don Camillo Pasin. Sto dicendo soltanto che lo spirito imprenditoriale a Caerano c'è sempre stato, sì o no? E quindi c'è sempre stato, vuol dire che anche coloro che erano di Caerano avevano partecipato attraverso la loro volontà, la loro intelligenza e capacità gestionali a creare anche industrie come quella della Sanremo, oppure successivamente quello delle scarpe. È pieno di episodi di imprenditori che nascono a Caerano. Ok, allora adesso parlando di questa imprenditoria volevo far vedere l'inserto è il C11 per il nostro Alessandro, sono gli interni della Sanremo del 1981, c'è un'assemblea perché nell'81 cominciano già i primi problemi con la Sanremo, li vediamo là, perché va sotto il controllo della Geppi. Allora, mentre vediamo queste immagini, la Sanremo, una fabbrica che è una storia, l'abbiamo già raccontata con un manager, ma dal punto di vista amministrativo che problema era per voi? Allora, era un grossissimo problema, perché io ero ancora giovane, non avevo fatto neanche studi di carattere economico e di carattere giuridico, però c'era una mentalità ben radicata dei sindacati che forse a quel tempo valeva più della politica e più dei partiti, sì o no? E quindi nessuno pensava, tranne i guru della moda, che un'azienda così grande potesse fallire o potesse entrare in difficoltà finanziarie, di prodotto, di relazioni, eccetera, eccetera. Allora io non ho la visione che ha il sindacato, facciamo la guerra o facciamo scioperi e così si modifica la situazione delle aziende. Non si modifica, sì o no? E il problema grossissimo che avevamo davanti era di mandare a casa
o far sì che non avessero più il posto di lavoro 5.000 persone. Non è una bazzecola. Non è una bazzecola, no, vediamo lì in assemblea proprio con questo tipo di problemi. Io non ho mai avuto difficoltà una volta ad entrare alle assemblee, mi invitavano, partecipavano e quindi soluzioni insieme o sentite prima o preparate successivamente le ho sempre vissute, devo dire. Allora adesso proprio per questo torniamo un attimo in studio, Alessandro, con Francesca Grazie. Andiamo a vederci invece l'inserto 10, che è un servizio che è stato fatto sempre nell'87 proprio sulla crisi di Sanremo, con un'assemblea fatta al cinema, locale cinema, e c'è anche la presenza di Tina Anselmi. Qui si parla della gestione, diciamo, dello Stato attraverso la GEPI. Vediamo il servizio e poi lo commentiamo. La fabbrica di confezioni di Cairano San Marco è al centro in questo periodo di un grosso dibattito che vede coinvolte parecchie forze, da quelle politiche alle organizzazioni sindacali e agli stessi lavoratori. Delle numerose problematiche che interessano l'azienda trevigiana se ne sta discutendo in un pubblico dibattito organizzato dal Sindacato Unitario, che è ancora in corso nella sala del cinema della Casa del Giovane di Cairano San Marco. L'analisi fatta in apertura di seduta dal sindacato ha messo in evidenza un andamento non del tutto positivo nel 1986. In sostanza, rispetto al 1985, durante il quale il passivo dell'azienda era passato da 3 miliardi e mezzo a 800 milioni, l'anno scorso non c'è stata continuità nei passi avanti. Anzi, dice il sindacato, sembra proprio che tutti gli obiettivi del piano a medio termine fissato nel 1985 e valido fino al 1988 non verranno rispettati. Il sindacato tiene validi e fondamentali 4 punti: la salvaguardia dell'occupazione, il problema degli investimenti, il potenziamento commerciale e l'affidabilità del privato in una possibile e ipotetica cogestione con la GEPI. Sin qui le tesi del sindacato, e i politici erano presenti in molti questa sera a Cairano. Per tutti ci ha risposto l'onorevole Tina Anselmi. Diciamo la Sanremo ha un futuro perché è un'azienda che è inserita nel mercato in modo positivo. C'è da verificare anche in base alle leggi che dispongono che le aziende della GEPI, soprattutto nel nord, tornino al privato, se vi siano tutte le condizioni perché l'azienda possa essere privatizzata, evidentemente avendo un futuro. Cosa significa? Che ritengo giusto che noi stessi politici chiediamo alla GEPI che dopo tanti sacrifici che la comunità ha fatto per salvare questa azienda, il passaggio nel privato avvenga se ci sono le condizioni di sicurezza. Trasparenza anche. E trasparenza, chiaramente. Non si chiede tanto a un'azienda di venire qui perché ha aiuti dallo Stato, quanto di venire qui perché l'azienda appunto è un'azienda competitiva e che quindi può essere richiesta da un privato. Come abbiamo detto, il dibattito è ancora in corso. Sono previsti interventi degli onorevoli Renato Donazzone e Maurizio Sacconi, di Rocco Spera, direttore generale della GEPI, Giorgio Farinelli, amministratore delegato della Sanremo, e Rino Caviglioli, segretario nazionale della CILS. Come potete vedere da queste immagini, massiccia l'adesione anche dei lavoratori. Il futuro della Sanremo, non dobbiamo dimenticarlo, interessa 1.500 dipendenti, di cui 118 sono attualmente cassa integrati. E qui c'era già stata la cura dimagrante, perché dai 5.000 ai 1.500... Allora, la soluzione che si trovò con la GEPI nel 74 è, diciamo così, l'antipasto di quello che successe nell'87. Allora, c'era una cultura che diceva no, dobbiamo affrontare il problema occupazionale, trovare una soluzione che garantisca i posti di lavoro, e quella fu la GEPI, perché qualcun altro voleva altre soluzioni impraticabili. Eravamo nel 73 con la crisi petrolifera eccetera eccetera, e quindi ben venga, almeno lo dico dalla parte amministrativa, ma era anche di gran parte del sindacato, qualcun altro restava, il politico restava in attesa, fu quella di trovare la soluzione con la GEPI. Io credo che fu una soluzione benedetta a quel tempo, che poi tutti, diciamo così, sapessero che non si poteva continuare con un aggravio e con costi del personale a dove eravamo arrivati,
Sì o no? Questo era talmente chiaro, ma bisognava trovare soluzioni. È inutile protestare se non dai una soluzione. La politica è dare soluzioni, non protestare o mettersi ai cancelli. Ho questa visione completamente Adesso però ad esempio lo Stato difficilmente entra nelle aziende in difficoltà. Allora qual è l'insegnamento attuale per il futuro? Lo Stato deve entrare nelle aziende in difficoltà. Allora non facciamoci una questione di carattere ideologico. Lo Stato deve intervenire, questa è un'ideologia, è una soluzione che ti dà la per salvare la Sanremo, per salvare Pinco Pallino che sta non a Cairano ma che sta a Cornuda o a Montebello, bisogna studiare, vedere, avere rapporti, dare indicazioni, garantire. Con la Lampugnani per esempio, sì, che erano 400 e quasi 500 persone, se no andammo a seguire questa soluzione, diciamo così. Cassa integrazione, proposta del comune per trovare come possiamo dire, un luogo dove ubicare un'azienda. Roma, che attraverso la GEPI trova la soluzione della Lendilino, si garantisce come prospettiva la Lendilino che assume tutti i dipendenti che non troveranno posto nel frattempo. Questa è una soluzione che abbiamo praticato. Cioè, no, ai tempi della Sanremo, soprattutto nei periodi, non era così, non si dialogava in questa maniera. È importante che comunque lo Stato entri nelle aziende di difficoltà con questa esperienza? Bisogna vedere caso per caso, avere la volontà di trovare soluzioni. Dicevano i livelli occupazionali devono essere salvati. Io dicevo si salvi l'azienda perché è quella che ti permette successivamente con investimenti, con la credibilità che prendi e innesti nel mercato di ampliarsi e di salvaguardare la sua. Non prima, ti do la cassa integrazione, questo è poco ma ci mancherebbe altro. Lo stipendio che è gratuità, stiamo ben attenti, è un passaggio per risolvere una situazione. Reddito di cittadinanza, insomma. Allora, se si dice venire incontro a problematiche sociali, cioè no, dove ci sono alcuni che sono in difficoltà, è obbligo intervenire ad aiutare per far sì che, questione di dignità, se no quel tale non sia uno messo al margine. Io avevo una cultura dove Don Sturzo diceva ancora nel 1905 la soluzione che tu adotti per tutta l'Italia non è una soluzione giusta, perché in Sicilia, con tutto il rispetto per i siciliani, è una soluzione diversa che vale per il Trentino. Quello che va bene a Cairano San Marco non va bene in Toscana oppure nel Lazio. Quindi fare una bandiera, diciamo così, con soluzioni precostituite e di carattere ideologico non mi sembra la soluzione. Beh, qui ha aperto un altro capitolo che dovremmo fare un'altra volta, cioè quello del federalismo visto dal punto di vista di Don Sturzo. Io sono tra quelli che è andato a votare per l'autonomia del Veneto, che non vuol dire avere privilegi, vuol dire assunzione di responsabilità. Non sono leghista, ma ha ragione quando il Presidente del Veneto ha detto è responsabilità. E secondo me dobbiamo continuare su questa strada, anche se non tutti sono d'accordo, sembra più popolare nel senso a favore del popolo, una soluzione che viene da Roma, uguale per tutti, piuttosto che una soluzione, diciamo così, diversificata, che risparmia soldi, ti dà possibilità di affrontare le problematiche con un tantino di visione rivolta al futuro, che piuttosto che fare lo sciopero, eccetera. Vabbè, ne parleremo un'altra volta in un altro appuntamento con Piero Faccin. Grazie per essere stato con noi. Adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Seconda parte con l'altro ospite parleremo invece di polizia locale e di come è cambiata negli ultimi 40 anni, anche qualcosina di più. Dopo la pubblicità.